Non si sente l'applauso per il gruppo di Frontin. Così vi scaldate anche le mani. Ed eccolo il nuovo sistema di accensione della vecchia del gruppo di Frontin. E complimenti a Mattia che come al solito ha recitato in maniera encomiabile, ma tutto il gruppo si è espresso su altissimi livelli, veramente. Anche questo testamento rispecchia i tempi moderni, i tempi che c'erano una volta, e c'è sempre una grande lotta fra queste due generazioni, fra queste diverse generazioni che vengono portate qui in piazza Adriana per il Brusa alla Vecchia. Nel frattempo vi ricordo che stanno girando delle ragazze della Proloco che vi propongono i testamenti, per cui potete acquistare tutti e tre i testamenti che questa sera avete sentito. Si alzano alte le fiamme della Vecchia Pia del gruppo di Frontin e si alza anche il vostro applauso a accompagnare questa bellissima esibizione che rispetto all'anno scorso è migliorata ulteriormente. È stato rotto il ghiaccio, l'anno scorso Frontin partecipava per la prima volta e ovviamente ha pagato un po' lo scotto dell'inesperienza. Quest'anno invece veramente ha espresso molto alta la propria creatività e la propria voglia di stupire tutti noi che siamo qui in piazza Adriana per questo Brusa alla Vecchia 2012. Su ancora applausi per questo gruppo che, come tutti i gruppi che partecipano al Brusa alla Vecchia, hanno un imperativo: divertirsi, al di là del risultato finale comunque che la giuria sta completando. Complimenti ancora agli amici di Frontin, ripeto, stanno girando le ragazze della Proloco Adriana a proporvi i testamenti qui in piazza, e ricordo proprio che oltre ai testamenti da pochissimo lo trovate un po' in tutti i negozi il calendario delle manifestazioni che la Proloco Adriana annualmente propone, e assieme a quella c'è anche tutta una serie di notizie relative agli altri gruppi e alle manifestazioni che gli altri gruppi e le altre associazioni fanno in tutti i mesi dell'anno qui a Trichiana. Assolutamente ecologica anche questa vecchia che sta bruciando, sta esalando gli ultimi respiri, seduta sul suo carregone, ormai sta chipando e sta bruciando il suo iPhone, il suo iPad, la sua tecnologia si riduce in fumo e in cenere. Vi assicuro che da quassù c'è veramente un bellissimo colpo d'occhio di una grandissima partecipazione di gente, e penso che gli sforzi della Proloco siano premiati proprio dal grande afflusso di persone che questa sera sono qui ad assistere a questa sfida del Brusa alla Vecchia. Speriamo che i messaggi che queste vecchie lanciano per questa manifestazione non restino soltanto un momento di questa sera, ma ci servano anche un po' a farci pensare e forse magari qualche passo indietro in questa civiltà che ultimamente ci sta portando veramente a fare delle corse incredibili, ci porti a rallentare un po' i ritmi e a riscoprire un vivere più lento, più tranquillo, e magari, chi lo sa, molti giovani di Trichiana hanno abbandonato delle attività che magari trascorreremo in compagnia di alcune notizie, ma anche della musica
di DJ Bisso che è qui in piazza e ci resterà fino a notte inoltrata. Ultimo saluto e ultimo di Frontin. Non si sente l'applauso per il gruppo di Frontin. Così vi scaldate anche le mani. Ed eccolo il nuovo sistema di accensione della vecchia del gruppo di Frontin. E complimenti a Mattia che come al solito ha recitato in maniera encomiabile, ma tutto il gruppo si è espresso su altissimi livelli, veramente. Anche questo testamento rispecchia i tempi moderni, i tempi che c'erano una volta, e c'è sempre una grande lotta fra queste due generazioni, fra queste diverse generazioni che vengono portate qui in piazza Trichiana per il Brusa alla Vecchia. Nel frattempo vi ricordo che stanno girando delle ragazze della Proloco che vi propongono i testamenti, per cui potete acquistare tutti e tre i testamenti che questa sera avete sentito. Si alzano alte le fiamme della Vecchia Pia del gruppo di Frontin e si alza anche il vostro applauso a accompagnare questa bellissima esibizione che rispetto all'anno scorso è migliorata ulteriormente. È stato rotto il ghiaccio, l'anno scorso Frontin partecipava per la prima volta e ovviamente ha pagato un po' lo scotto dell'inesperienza. Quest'anno invece veramente ha espresso molto alta la propria creatività e la propria voglia di stupire tutti noi che siamo qui in piazza Trichiana per questo Brusa alla Vecchia 2012. Su ancora applausi per questo gruppo che, come tutti i gruppi che partecipano al Brusa alla Vecchia, hanno un imperativo: divertirsi, al di là del risultato finale comunque che la giuria sta completando. Complimenti ancora agli amici di Frontin. Ripeto, stanno girando le ragazze della Proloco Trichiana a proporvi i testamenti qui in piazza, e ricordo proprio che oltre ai testamenti da pochissimo lo trovate un po' in tutti i negozi il calendario delle manifestazioni che la Proloco Trichiana annualmente propone, e assieme a quella c'è anche tutta una serie di notizie relative agli altri gruppi e alle manifestazioni che gli altri gruppi e le altre associazioni fanno in tutti i mesi dell'anno qui a Trichiana. Assolutamente ecologica anche questa vecchia che sta bruciando, sta esalando gli ultimi respiri, seduta sul suo carregone, ormai sta chipando e sta bruciando il suo iPhone, il suo iPad, la sua tecnologia si riduce in fumo, in cenere. Vi assicuro che da quassù c'è veramente un bellissimo colpo d'occhio di una grandissima partecipazione di gente, e penso che gli sforzi della Proloco siano premiati proprio dal grande afflusso di persone che questa sera sono qui ad assistere a questa sfida del Brusa alla Vecchia. Speriamo che i messaggi che queste vecchie lanciano per questa manifestazione non restino soltanto un momento di questa sera, ma ci servano anche un po' a farci pensare e forse magari qualche passo indietro in questa civiltà che
ultimamente ci sta portando veramente a fare delle corse incredibili, ci porti a rallentare un po' i ritmi, a riscoprire un vivere più lento, più tranquillo, e magari chi lo sa, molti giovani di Trichiana hanno abbandonato delle attività che magari li trascorreremo in compagnia di alcune notizie, ma anche della musica di DJ Bisso, che è qui in piazza e ci resterà fino a notte inoltrata. Ultimo saluto e ultimo di Frontin. Vi ricordo che ci sarà anche la premiazione della